Poi con il numero 3 piattra in mezzo al traffico, vediamo con una intraprendente, Montecchio più Sornione. E attenzione, eccolo lì, abbiamo appunto parlato di Tremolada e Luca Tremolada rompe e mette a segno il suo terzo gol. Ottima azione questa, deve registrare qualcosina coach Zanfi nella catena di sinistra e allora ci pensa il ciupete Franco Giuliani. La transizione non riesce ad avere la sua dalla destra, mette Elia Guglielmi a tu per tu con il portiere Degli attaccanti, e davvero la partita ora è decollata, soprattutto per ritmo e avanti Michele Dalla Valle, gioco a due con Franco Giuliani, la pallina rimane lì, rimbalza davanti a Dimone e ora c'è il gol. Testo di Seregno, giusto Pippo, capitano con quantità e qualità, come un caterpillar, una forza della natura, e Nicola Pozzo scarta il cioccolatino che gli è stato consegnato, dove ha collezionato 12 presenze. Adesso si accentra Elia Guglielmi che dalla sua mattonella a centro pista, sempre Zanini, one man show del capitano. Tremolada si fa sfuggire la pallina a Franco Giuliani, gioco a due con Dimone, sarebbe stato veramente un gol pazzesco, così come pazzesco che però non ha intercettato la pallina, un po' troppo poco ortodosso, sempre attenzione ora per il direttore di gara e Carlo Sanson. 8 gol in avanti, attenzione Michele Dalla Valle per 3-1 sugli ospiti, dopo davanti riparte all'indietro con Andrea Zonini, Macio ragazzotto che appunto fa il suo esordio, l'azione di ripiegamento di Seregno, Extra effort, attenzione, attenzione Michele Dalla Valle, cerca di riprendersi la pallina, lo fa con un certo successo. Attenzione Franco Giuliani, tenta il tiro e la pallina ora finisce in fondo al sacco e finalmente, però insomma siamo già su 4-1 e ora veniamo puntualmente sventiti perché Andrea Giordano accorcia le distanze, segna e allora la partita è sicuramente ancora molto aperta. Attenzione Franco Giuliani, caldissima quella dell'11 Materano, alza e schiaccia la piccadiglia come la chiamano dalle parti sue, Mattias, controllato da Franco Giuliani, ancora Tremolada Dalla Valle, ancora Michele Dalla Valle tu per tu di dire la sua, però attenzione ora con una carambola incredibile Seregno trova il punto del pareggio. Pippo, una palla lunga si equivalgono. Allora Giordano, vediamo cosa si inventa, il numero 6 tira sulla cresta, alza il periscopio, servito De San Juan, lascia la sfera al suo compagno di squadra che del nulla in attacco Elia Guglielmi da solo contro tutti e la pallina finisce in rete. Super azione, cerca sempre una giocata, va da solo in avanti, spintonato, davvero estasiati dalla prestazione di Elia Guglielmi, ed ecco apre le ali Carlo Sanson, muove pallina Giordano, pallina abbondantemente cuore, con i denti, con il cervello e anche io oserei dire con i